Permesso, Prego. buongiorno. Buongiorno, qua, Allora, Reduci, reduci? no, le due, il capodelegazione Bruno Chiandotto, capodelegazione Che è dei andato a comuni Roma del ieri. Veneto orientale. Sì. Però la cosa che a me balza subito agli occhi, entrando nella sede del PDL qui a Portogruaro, sono le Sì. bandiere di Forza Italia. Che ieri Silvio ha detto, Si è sbilanciato ieri. Dimmi. a me sembra che ieri Silvio ha salutato tutti col ringraziamento Viva Forza Italia, quindi nel suo cuore c'è sempre e solo Forza Italia e noi siamo con Silvio. Quindi la questo è realtà. un messaggio anche, non solo un augurio che l'Italia risorga dal punto di vista economico e occupazionale, ma anche Che un augurio ritorniamo- politico che si ritorni alle origini. Che si ritorni a un vero partito, qual era Forza Italia. Il PDL oggi di fatto non è un grande partito. Quindi per qualche verso possiamo dire che è sconfessato anche la fusione tra Forza Italia e Alleanza Nazionale. Io non dico niente di tutto questo, ma mi sembra che sono nati i Fratelli d'Italia a parte di quelli di Alleanza Nazionale. Questa è una cosa certa. Per quanto mi riguarda io non dico nulla in merito, però ricordo solo che il saluto del nostro unico presidente Silvio Berlusconi, che ha salutato tutti Forza Italia. Ecco, questo non è da poco e quindi da stamani io con il nostro capodelegazione del Veneto orientale noi abbiamo stabilito di mettere fuori nuovamente le bandiere di Forza Italia per identificare questa sede che racchiude solo gli esponenti di ex Forza Italia, e dico solo gli esponenti di ex Forza Italia. E quindi mi dai l'assist per dire che coloro che si identificano in Forza Italia attualmente però fanno parte del gruppo per il cambiamento, o sbaglio? All'interno di Forza Italia il 92% degli ex iscritti di Forza Italia hanno aderito al gruppo per il cambiamento, questa è la verità, la percentuale è il 92% degli ex Forza Italia. Io ho visto alcune immagini della manifestazione di ieri a Roma dove c'erano appunto moltissime bandiere come questa qui, il Popolo della Libertà, Berlusconi Presidente. Come mai però nel Consiglio Comunale di Portogruaro il simbolo del Popolo della Libertà non riporta la scritta sotto Berlusconi, è stata tolta? Sul Popolo della Libertà? No. Sì. Cioè nel simbolo, nel logo del gruppo consigliare di Popolo della Libertà, una volta c'era Berlusconi Presidente, poi è stato tolto. Che una volta che Berlusconi Presidente è decaduto come Presidente del Consiglio è stato tolto la dicitura di Berlusconi Presidente, ma era solo che venivano attuati due simboli, uno con Berlusconi Presidente e uno senza Berlusconi Presidente. Quindi non è che sia stato rinnegato? No, niente. Ma tu pensi che in futuro possa ricomparire il nome Berlusconi sul simbolo del gruppo consigliare di Portogruaro oppure no? Sicuramente anzi potrò farlo anche a breve. Sì, fallo presente. Ma certamente, no. Io quando mando i comunicati stampa mando sempre quello col logo con Berlusconi Presidente. Appunto per quello che vedevo una cosa diversa tra le due. No, è solo una dimenticanza, no, nient'altro. Ci troviamo all'interno della sede del Popolo della Libertà di Portogruaro con alcuni esponenti del partito, iscritti del partito, che si sono recati ieri, sabato 23 marzo, alla manifestazione indetta dal PDL a Roma. La prima domanda che voglio fare al signor Chiandotto è la seguente: che differenza c'è tra la manifestazione di ieri e quella indetta alcuni giorni fa, sempre dal Popolo della Libertà, di fronte al Tribunale di Milano? Nessuna differenza, perché voleva sostenere il Presidente Berlusconi contro la guerra che i pubblici ministeri stanno facendo. Quindi praticamente lo scopo era dare sostegno al Presidente Berlusconi. Ma ieri si è discusso non solo di giustizia, mi pare, anzi si è parlato forse anche del futuro governo, del Presidente della Repubblica. Esatto, che praticamente il centro-sinistra
con lo 0,3% dei voti ha occupato la seconda e la terza carica dello Stato e vuole occupare anche la prima carica dello Stato. Quindi il Presidente Berlusconi questo non lo accetta. Insomma. Mi pare che Berlusconi abbia detto proprio chiaramente un no a Romano Prodi, alla candidatura. Un no a Romano Prodi, un no anche probabilmente anche a D'Alema, insomma, cioè, al limite di trovare un presidente super partes. E secondo voi chi potrebbe essere un esponente super partes? Berlusconi. Berlusconi? È difficile trovare, insomma, c'è un Gianni Letta, per esempio, potrebbe essere un candidato del centrodestra. Dopodiché bisogna vedere, insomma. Perché oggi praticamente, stando alle leggi attuali, il PD con Monti potrebbe eleggere il Presidente della Repubblica, purtroppo. Quindi questo sarebbe grave che lo facessero. Quindi la partita, diciamo, vede legate da una parte la formazione del prossimo governo assieme anche all'elezione del Presidente della Repubblica. Cioè sono due cose inscindibili tra di loro, perché se si vuole trovare un accordo sul governo ci deve essere un accordo sul Presidente della Repubblica e viceversa, esatto, se non ho capito male. Altrimenti si va al voto, questo ha detto ieri il Presidente. Ma andare al voto non c'è il pericolo che si ripresenti una situazione analoga a quella presente, cioè di ingovernabilità? No, perché in questo caso molto probabilmente potrebbe vincere il centrodestra, visto anche i sondaggi attuali. Diciamo che il movimento di Grillo sta accedendo a qualcosa, Bersani sta facendo una brutta figura, quindi molto probabilmente potrebbe vincere il centrodestra. Ma lei, come dire, ha capito, immagina quali sono i motivi che spingono il PD a non volere una grande coalizione con il PDL? L'ha capito? Cioè. Sì, penso, dico la mia, cioè secondo me allora hanno paura di Berlusconi e per il futuro, e quindi stanno cercando di collaborare con Grillo per addirittura renderlo ineleggibile. C'è un discorso. Piero, volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere qualcosa quando hai parlato appunto del PD perché non vuole fare alleanze col PDL. Direi che è anche abbastanza semplice la risposta. La risposta l'ha data Matteo Renzi, che Matteo Renzi è la parte nuova, per fortuna, del PD, il quale appunto sarebbe propenso a fare questa alleanza. Quindi sta a significare che all'interno del PD ci sono due forze, come ha sempre dimostrato, quella di Bersani e quella di D'Alema, ecco, che sono i vecchi comunisti dello zoccolo duro del comunismo, mentre quello democratico, oggi liberale, è quello di Matteo Renzi, che appunto io auspico, ma penso tutti noi auspichiamo, in un momento felice quando Matteo Renzi prenderà in mano il nuovo PD. E ultima cosa, il rapporto con la Lega com'è adesso, attualmente? La Lega è buono, tranne qualche elemento, tipo Tosi di Verona. Però siccome Tosi pensava di diventare il segretario della Lega, tentava di portare avanti quello che sta succedendo a Verona, cioè gli elettori di Verona non vogliono allearsi col PDL, però a livello nazionale, a livello regionale, se non si alleano col PDL non fanno niente, non vanno da nessuna parte. Io, siccome mi ha chiesto della Lega, io dico che il rapporto con la Lega è perfetto in questo momento, meraviglioso, ma non solo a livello regionale o provinciale, ma soprattutto a livello comunale, perché noi fra 2 anni saremo alle amministrative e penso e anche spero che ci sia un'alleanza come è sempre stata con la Lega, che ci porterà sicuramente al lustro.
Avete mica novità voi su San Donà di Piave? Ancora tutto in alto mare? Su San Donà di Piave ancora tutto in alto mare, infatti la Lega vorrebbe portare un loro candidato, ma noi altri ormai il candidato del PDL è da tempo, Gian Silvio Contarin, il quale appunto era un accordo anche precedente preso con la Zaccariotto, la quale appunto aveva detto che lei avrebbe fatto i 2 mandati, successivamente il candidato sarebbe stato di allora Forza Italia, oggi PDL. Quindi io penso, siccome è una persona seria, Francesca Zaccariotto, che si ravveda anche lei, che non faccia perdere un comune per portarlo a sinistra anche quel comune che è di San Donà. Perché c'è il rischio fondato che se PDL e Lega con le loro civiche vanno ognuno per conto suo, il comune potrebbe passare benissimo al PD? Direi che quasi certo tutto ciò, se non al PD addirittura il pericolo è anche ai grillini, perché se mantengono la stessa percentuale del 25% i grillini andrebbero al ballottaggio, quindi stiamo attenti che poi i voti della sinistra non vanno alla destra, ma bensì se vanno al ballottaggio i grillini andranno i grillini, quindi rischieremo ancora di avere un candidato sindaco dei grillini, nulla a togliere ai grillini per carità, però oggi come oggi posso dire che sono degli sprovveduti, si faranno anche loro fra qualche anno se esisteranno ancora. Ecco. Però noi abbiamo questo rischio a San Donà di Piave, che per voler 2 candidati alla fine facciamo vincere il terzo. Ultimissima domanda, ci saranno ulteriori manifestazioni del PDL che voi sappiate? Sì, sicuramente sì, se le cose dovessero precipitare magari. Esatto, se Bersani non cambia atteggiamento, veramente addirittura se volessero eleggere il presidente, un presidente di centro di sinistra, altro che le manifestazioni in piazza, o no? Certo. Oggi come oggi nulla è definito, però il prossimo futuro non si sa. Esatto, solo sulla base dei comportamenti molto probabilmente del centro-sinistra o dei giudici di Milano, di Napoli, vero? Comunque io ho visto ieri Berlusconi che non aveva più gli occhiali addosso, quindi è guarito adesso. Quindi non c'è più questo problema di impedimento dal punto di vista della salute. Adesso difatti tra un mese lui avrà 3 processi, lui ha 3 processi, tra un mese comincia di nuovo. Però c'è sempre... Ritorni la congiuntivite. Volevo sapere questo, chi era presente ieri a Roma gli onorevoli che sono stati eletti, onorevoli attuali o ex onorevoli presenti a Roma ieri alla manifestazione? Chi c'era? Tutti. O chi ha visto? Tutti. Quando dice tutti chi? Brunetta, Mario Dalla Torre, ex onorevole Paolo Scarpa, tutti quanti? Paolo Scarpa non c'è. Perché infatti è ex. Ho domandato se gli attuali e gli ex. Scusi, lei ha detto giusto, ci ha già risposto lei, ha detto ex. Ha detto ex. Sì, ma infatti volevo sapere chi c'era. Un ex non va. Perché lei è andato come persona normale. Sì, no, dico, voglio dire. Basta, mi ha risposto. Non ho bisogno delle sue osservazioni. Franco, sì. Allora, Franco la Pasquale. domanda era riguardo al rapporto Lega-PDL, florido, perfetto, benissimo, ma te già eri anche te all'incontro a Pramaggiore della presentazione dei candidati, con l'atteggiamento del Dalla Torre e l'atteggiamento del nostro ex presidente di regione, non si va mica a braccetto qua, Lega. Cioè, perché è Dalla Torre in questo momento sta rappresentando qualcuno. Allora, come si fa a dire che è perfetto, d'amore e d'accordo, e l'altro giorno gli sparava addosso che finché fa così noi non facciamo niente? Sì, ma allora do la risposta. Quello che ha detto Giancarlo Galan giorni fa in quelli Pramaggiore era una considerazione sua personale di quando era governatore della regione Veneto, quindi era un rapporto tra lui e Zaia. Ecco, oggi Giancarlo Galan
che piaccia o che non piaccia non ha nessun incarico, è stato rieletto adesso per fortuna a senatore, però all'interno del partito non è nessuno, non è né coordinatore né vice coordinatore. L'attore è stato molto più moderato adesso, se ricordo bene, ecco, il quale appunto dall'attore era rammaricato, e glielo assicuro perché ne avevamo parlato 2 minuti prima del suo intervento, era rammaricato per San Donato di Piave perché questa alleanza, questo accordo verbale tra persone per bene, come ripeto, come la Francesca Zaccariotto e Mario D'Attor, era quello che Gian Silvio Contarin era il prossimo candidato dopo i 10 anni della Zaccariotto a San Donato. Questo oggi come oggi per il momento non c'è e io sono anche fiducioso che ci sarà, e quindi quando avremo questo accordo anche Mario D'Attor sarà una persona più tranquilla rispetto a quello che ha detto quel giorno in Paramaggiore. Sì, l'impressione che uno certo. assolutamente negativa. Non so come si faccia a cambiare atteggiamento quando si trova il candidato in comune accordo gli atteggiamenti cambiano. Anche in regione le baruffe, le vecchie, quindi tra Galan e Zaia è una baruffa che va oltre la politica. C'è anche una competizione a livello regionale, a livello candidati, infatti lì Galan in quell'occasione Galan e Mario D'Attor praticamente contavano addirittura il numero dei deputati e dei senatori tra la Lega. Noi supereremo la Lega perché è un potere contrattuale, e tu hai un senatore in più a livello regionale o hai un potere contrattuale, in questo senso. Però siccome c'è interesse reciproco di andare d'accordo, magari non si amano ma vanno d'accordo perché è un interesse reciproco, se no vince la sinistra, tutto lì. Visto che abbiamo concluso, io faccio il saluto che ha fatto ieri il nostro Presidente, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, e Forza Italia.